Domani, domenica 8 luglio, sarà la seconda e ultima giornata domenicale della festa di San Calogero ad Agrigento. La processione diurna inizia alle ore 13 dal santuario e poi la conclusione serale. Ascoltiamo il rettore del santuario di San Calogero, Don Giuseppe Veneziano, con le immagini della festa registrate da Gabriele Bruccoleri. Domani l'8 luglio si concluderanno i festeggiamenti di San Calogero e nella mattinata avremo qui un'iniziativa realizzata proprio dall'associazione con non vedenti e ipovedenti ciechi, e la prevenzione non va in vacanza. C'era una sensibilizzazione cittadina in questo senso e con i rappresentanti e i volontari di questa associazione. Domani il santo sarà consegnato ufficialmente come domenica scorsa alla città dopo l'uscita, stavolta sarà alle ore 13 e non alle 12. Con la benedizione del rettore, e poi si inizierà la processione che porterà dalla via Atenea fino al semidritto, fino al santuario della Dorata. La sera rientrerà con questa iniziativa. Quest'anno abbiamo promosso con Fraternità Conosco per quanto riguarda il carrello, con la possibilità a tutti, da tutti di portare, di trainare un po' il santo, seconda cosa del santo. Mi pare un'iniziativa molto bella. Ho visto addirittura qualcuno non ha voluto cedere il posto a nessuno perché era devoto di San Calogero e doveva portarlo fino alla fine. Ha ricevuto questa tanta grazia del Signore per mezzo di San Calogero e quindi è un momento forte. Ma oggi sabato vorrei ricordare che abbiamo tre eventi. Un evento che abbiamo vissuto stamattina con un pellegrinaggio a piedi da San Leone fino al santuario. Nel pomeriggio ci sarà un altro pellegrinaggio con Vespa Club, tante Vespa e tanti Vesponi che verranno qua su, riceveranno la benedizione, e poi un'iniziativa molto bella promossa da CAV, da Centro Aiutato per la Vita, che inizierà alle ore 17:30 con l'arrivo qui dei passeggini, dei bambini in passeggino, della benedizione durante la messa dei bambini da 0 a 2 anni e la benedizione anche delle mamme in attesa. La vita è un grande dono del Signore e quindi lasciamolo fecondare della grazia e dell'amore di Dio, perché ogni mamma si senta collaboratrice nell'opera della creazione ma anche nell'opera della redenzione, insieme al proprio marito. Un augurio per tutte le famiglie, che ogni vita dica a tutti: il Signore è vita, il Signore vi vuole bene e veniamo all'esistenza per non morire mai. Auguri!